Archiviato con rammarico il pirotecnico pareggio per 4-4 contro lo Scicri, la Cicatena affronta lo scoglio più duro di tutto il campionato, facendo visita alla capolista Niscemi, che fin qui è l'unica squadra in Italia della Serie A alla promozione ad aver vinto tutte le partite giocate, 10 vittorie in 10 partite. Per l'occasione tante novità nello scacchiere di Marcello Manca. A lungo del gente Salvostrano si aggiungono le assenze di Giacone e Francesco Strano. Dunque si cambia modulo, passando al 3-5-2, con Longo per la prima volta dall'inizio accanto a Calì e Magro in difesa. In mediana con Sciuta e Napoli c'è Pietro Basile, ultima arrivata e di ritorno dalla Vigorgela. Sulla fascia destra Ranno, anche per lui prima dell'inizio, e si rivede il classe 2005 Torrisi a sinistra. In avanti tandem Fichera Carbonaro. Pronti via ed è subito punizione affidato allo specialista Tomaino che va morbido in mezzo, sponde di Amaia, la rovesciata di Garuffi, il pallone è dentro ma è tutto fermo per fuori gioco. Posizione irregolare di Garuffi al momento della sponda di Amaia, posizione che sembra effettivamente irregolare. L'inizio di partita dei Catenoti è comunque molto positivo, Ranno per Calì che va in profondità. Bello il velo di Fichera che scatena la costa di Sciuto sulla destra. Sciuto inseguito dagli avversari, uno sguardo in mezzo, serve Carbonaro e Mancino, grande parata di Dibba. Rimessa laterale di Wally per Boyang, spalla alla porta, di nuovo su Wally, il traversone dentro per Garuffi di testa, sopra la traversa. 40esimo, Tomaino riceve da Wally. Poi contrasto con Napoli, sbraccia Tomaino e fallo di Napoli per la trattenuta, ma rischia tantissimo Tomaino che ha sbracciato vistosamente sul volto di Napoli. Viene solo ammonito il numero 8 del Niscemi. Il secondo tempo si apre con un altro episodio dubbio, il rinvio lungo di Romano, testa di Wally che favorisce però Sciuto in profondità per Carbonaro, posizione di fuorigioco per l'assistente. Dubbi però dell'attaccante Catenoto e dubbi fondati perché sia Fichera che Carbonaro sembrano essere in linea. Padroni di casa che alzano i ritmi e producono il massimo sforzo. Tomaino, scodella, poi Amaia, lavora bene il pallone, la sponda per Marino, la conclusione della distanza, Romano si allunga e mette in corner. Dalla bandierina va Tomaino al centro per Balba di testa, fuori di pochissimo. Ancora Niscemi in avanti con l'entrato Parisi che prolunga su Tomaino. Serve al suo fianco Mauro può allargare a sinistra verso Dio, lo serve, Dio va all'1 contro 1. Dio il cross che diventa un tiro, pericolosissimo ma al lato. Basile batte un calcio di punizione sulla destra verso Ranno che prova a metterla giù. Ranno viene fermato, riparte il Niscemi in contropiede con Dio può spingere sull'acceleratore, prolunga verso Boyang. Buona la ripartenza delle Niscemi. Boyang punta Calì. Boyang affonda dentro per Amaia, Parisi sotto porta realizza ma è tutto fermo. Il pallone era uscito al momento dell'assist di Boyang. Alleggerisce la pressione alla Cicatena, rimessa di Ranno verso Sciuto basso per Fichera il tiro, respinto sul più bello. Minuto 77, Romano va al rinvio altissimo e lungo nella zona di Wally, poi testa di Torrisi, Zocco male, intercetta Sciuto che verticalizza subito per Carbonaro, la posizione stavolta è regolare, Carbonaro il mancino, Nino Carbonaro, la Cicatena 13 minuti dalla fine, sblocca il punteggio, Alpino Buongiorno di Caltagirone, decide per il momento il 7° gol in campionato di Nino Carbonaro. La capolista colpita all'improvviso si riversa in attacco, testa di Napoli, poi Sciuto, alza un campanile. Prova a metterla giù Tomaino, attaccato da Napoli. La mette giù Tomaino, salta Basile. Tomaino alla conclusione, respinge Magro. Poi contrasto in aria, Bojang Longo. L'arbitro lascia proseguire. Forze fresche nel finale per Mister Manca. Fuori Torrisi, dentro Patanè. Biancorossi che reggono bene gli attacchi degli avversari e concedono poco in difesa. Testa di Ranno dal rinvio di Romano, sponda di Fichera. Poi Napoli in profondità per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro il pallonetto. Fallisce il colpo del KO. La presa alta di Romano ferma l'ultimo assalto della partita. La Cicatena espugna il Pino Buongiorno grazie alla rete di Carbonaro ed infligge la prima sconfitta in campionato alla capolista Niscemi. Un match tatticamente impeccabile quello disputato dai Catenoti che sono riusciti ad imbrigliare alla perfezione il miglior attacco del torneo, numeri alla mano. Una vittoria dalle forti emozioni che dà grande fiducia per il proseguo della stagione. Ma la stessa attenzione e la stessa dedizione dovranno essere messe in campo anche domenica prossima, nella sfida casalinga contro l'Aci Buonaccorsi, un avversario da non sottovalutare.